Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi il 31 di dicembre, l'ultimo giorno dell'anno. Avremo ampiamente modo durante tutta la durata di questa puntata di far vedere nelle principali città della nostra regione come si stanno preparando proprio alla notte di San Silvestro. Tanti festeggiamenti, ma tanta anche la sicurezza e la cronaca però che tiene banco in queste ore, soprattutto nella provincia di Treviso. E ci colleghiamo proprio da San Fior con il nostro Lucio Zanato, che vedo già nello schermo. Buongiorno Lucio, perché una forte esplosione questa notte ha fatto preoccupare i residenti di via Roma a San Fior. Che cos'è successo? Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, dietro alle mie spalle, come vedete, la sede della banca di credito cooperativo per Alpi San Biagio qui a San Fiore in via Roma. 1:18 di questa notte, in 5 si sono presentati davanti al bancomat, probabilmente a bordo di una Golf o di una Punto, con dell'acetilene, comunque del gas. Prima hanno annerito quella telecamera di videosorveglianza che vedete lì sopra, e poi con del gas hanno fatto saltare il bancomat, un botto che è stato sentito in tutto il paese, un botto davvero importante. Come vedete, tanti sono i danni che sono stati effettuati, tanto è vero che sono più i danni che non il bottino, si parla di meno di 1.000 euro, insomma, sostanzialmente. E appunto in 5, di cui anche uno di stazza importante. Abbiamo sentito qualche testimonianza qui intorno, perché comunque il botto ha svegliato sostanzialmente tutto il paese, e di conseguenza molti hanno potuto notare proprio il passaggio di questa macchina, che da via Roma poi è corsa proprio in pochi minuti. 1:18 è stato il momento del boato, 1:20 la macchina già sfrecciava lungo via Trieste, direzione la bretella della A28, che è qui vicino. Probabilmente sicuramente un gruppo di professionisti. Come vedete, i danni sono stati importanti, il bottino però, come dicevo, appunto limitato, si parla di meno di 1.000 euro sostanzialmente. Abbiamo sentito la direzione della banca, al momento stanno ancora effettuando gli ultimi controlli, e quindi questo più o meno è l'entità del bottino che è stato più o meno stabilito. Cosa dire? Le forze dell'ordine sono arrivate immediatamente qui sul luogo del boato e hanno constatato quello che avete visto in questo momento, mentre già da questa mattina ci sono i controlli sulle telecamere che sono disposte in tutto il comune di San Fiore, in particolare nei varchi d'entrata e di uscita, proprio per individuare questa Golf, quasi sicuramente sarà un'auto rubata, perché qui si tratta sicuramente di un gesto di professionisti. Allora, qui vicino alla banca c'è un panificio, il panificio era in attività, e quindi adesso nelle testimonianze sentiamo nell'ordine uno dei fornai che stava lavorando questa notte proprio qui accanto, e poi successivamente il commento su quanto accaduto dal sindaco Martorell, anche perché questo è il terzo assalto al bancomat in questa filiale, e poi San Fior ultimamente è al centro della cronaca. Quindi sentiremo il suo commento, devo dire molto duro, su quanto sta accadendo, e poi in linea allo studio. La notte verso l'1:15 è stato un boato assurdo. Siamo andati fuori a vedere, ma sì, non ci siamo esposti perché insomma poteva essere pericoloso. C'era un bel po' di fumo e ci siamo chiusi dentro perché insomma non si sa mai, e niente. È stata una cosa inaspettata, brutta. Quindi non hai visto macchine che... No, zero. Sì, non siamo rischiati a guardare perché insomma... Comunque il botto è stato veramente... Sì. Il mio collega mi ha detto, un petardo, ho detto, un po' strano per essere un petardo, un po' troppo forte. Siamo andati fuori a vedere e dopo ci siamo chiusi dentro a chiave, e noi stavamo comunque lavorando verso l'1:15 e niente, dopo siamo andati i carabinieri, però bella botta. A San Fior che capitano cose di questo genere? Ormai è la terza volta, lo stesso bancomat. Terza volta, sì, non è la prima volta. Sindaco, spaccata, altri fatti di cronaca nelle ultime settimane, cosa sta succedendo a San Fior? Ma non è solo San Fior, adesso hanno preso di mira questo sportello, ma poteva essere quello di Castello o quello di Ossago, cioè, se non c'è una certezza della pena, chi delinque continua a delinquere, e le forze dell'ordine, poveracci, fanno quello che possono, e quando li prendono entrano per una porta e escono per l'altra. Basta. Non è che abbiamo tante cose da dire, diciamo sempre le stesse cose, però
Cioè ci vuole un cambiamento radicale, ma questo mi pare chiaro, insomma, altrimenti non succederebbero tutte queste cose qua. Nei paesi che ci stanno intorno queste cose qui non succedono, perché quando li prendono, li fanno pagare. Da noi c'è sempre un motivo, una ragione, un cavillo per assolvere. E non va bene così, cioè ogni tanto ci vuole qualcosa di concreto. E rispetto proprio a quello che sta accadendo a Sanfior 2 mesi fa circa, era intervenuto proprio il sindaco Martorell per ribadire ancora con forza questa importanza della certezza della pena. Il paese di Sanfior di sotto era stato infatti colpito duramente dai furti, ricorderete era stato lì proprio il nostro Christian Arboit e l'esasperazione del sindaco era stata proprio la stessa che sentiamo anche oggi, quindi certezza della pena. Noi dobbiamo darvi una notizia che riguarda Fontanelle, perché i vigili del fuoco sono intervenuti per il sopralluogo in un'abitazione di piazza Guglielmo Marconi dopo il ricovero di 2 persone in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. La squadra è intervenuta da Motta di Livenza, ha rinvenuto all'interno della casa un braciere che è stato probabilmente utilizzato per scaldarsi e le cui esalazioni hanno provocato dei malori nelle 2 persone ricoverate, e proprio per questo ci spostiamo sul sito del Gazzettino.it, perché a Trieste c'è stato un fatto molto simile, un'altra fuga di monossido in una palazzina, c'è stato questa volta un morto e 5 intossicati. Il gas era presente anche in altri appartamenti e come vediamo dalle immagini instancabile il lavoro dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tutto, e allora arrivano proprio dai vigili del fuoco alcuni consigli per evitare il rischio concreto di evitare di entrare in contatto durante la stagione invernale con questo gas letale per le sue caratteristiche che porterebbero all'asfissia. Infatti il monossido, conosciuto anche come CO, è un gas tossico, ci ricordano i vigili del fuoco, che quando viene respirato si accumula nel sangue sostituendosi all'ossigeno e ha come primi sintomi la perdita di lucidità, i riflessi lenti, i muscoli deboli e fiacchi, tanto da provocare anche gravi danni alle persone fino a portarle alla morte. I sintomi legati alla presenza di monossido possono essere spesso confusi con altre cause, però è sempre meglio prestare attenzione e fare accertamenti immediati, arieggiare i locali e ovviamente predisporre tutte le manutenzioni dovute alle nostre caldaie. Ora è il momento, a questo proposito, anche di una doverosa rettifica per un errore commesso in un servizio andato in onda sabato 28 dicembre durante la nostra prima edizione. Un servizio relativo alla tragedia di Forni di Sopra, nella quale ha perso la vita una donna a causa di un'intossicazione di monossido di carbonio. In fase di montaggio infatti sono state erroneamente utilizzate delle immagini di repertorio di una caldaia in cui si leggeva il nome della ditta Baxi che opera in questo settore, che nulla ha a che fare con il dramma di Forni di Sopra. Ci preme precisare che si è trattato di una svista e che non c'era nessuna interazione ad alludere a qualsiasi collegamento tra la ditta Baxi e questa tragica vicenda, e ci scusiamo tutta la redazione per questo errore. Noi andiamo con la cronaca, sempre a Treviso, per l'omicidio di Francesco Favaretto. Nel pomeriggio di ieri l'autopsia del ragazzo morto dopo l'aggressione in via Castelmenardo a Treviso. 2 i colpi fatali, ferite in tutto il corpo. Le sequenze dell'omicidio sono state riprese da una telecamera della zona. 2 ferite, una al costato, una alla gola, entrambe potenzialmente letali, una inferta con il coltello, l'altra con un coccio di bottiglia. Sul corpo altre ferite da taglio e lividi da pestaggio, una decina, ma di entità più lieve. È un quadro che conferma elementi già in possesso degli inquirenti, quello che emerge dall'autopsia sul corpo di Francesco Favaretto. Il 22enne aggredito in via Castelmenardo la sera del 12 dicembre è morto l'antivigilia di Natale. A eseguire l'esame nel pomeriggio l'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Se a causare la morte del ragazzo sia stato il colpo al torace o quello alla gola andrà approfondito. Entrambi, tuttavia, anche se inferti singolarmente, potevano essere mortali. Effettuati infine i test tossicologici per appurare se la vittima avesse assunto sostanze. Un'aggressione selvaggia, una lite, questa è l'ipotesi, legata alla droga, all'hashish che Favaretto doveva vendere e il gruppetto acquistare. Chi dovesse fare la prima mossa, consegnare lo stupefacente o il denaro, sarebbe la causa del litigio. I 10 sarebbero arrivati a impossessarsi di telefono e zaino del 22enne. Lui sarebbe andato su tutte le furie, ricevendo la prima bottigliata alla testa da una delle ragazze indagate per concorso in omicidio. Lui le avrebbe a quel punto messo le mani addosso, lei per difesa lo
avrebbe nuovamente colpito con le bottiglie di vino comprate poco prima al supermercato. Quindi il tragico epilogo, ripreso nitidamente da una telecamera privata. I 3 arrestati che si accaniscono su di lui. Ade, il 19enne di Ponte di Piave, lo accoltella al torace, mentre Ozuna, il 18enne di Sant'Abona, lo prende a calci impedendogli di difendersi. E infine il 15enne tira fuori di tasca un coccio affilato che ha con sé e colpisce alla gola Favaretto, lasciandolo ad agonizzare in un lago di sangue. Ci spostiamo nel Bassanese, ora sempre per la cronaca. Un 86enne di Tombolo è morto mentre ha affrontato la direttissima a Pieve del Grappa. Forse un malore tra le cause del decesso di Dino Zanon, 86enne di Tombolo, trovato senza vita a Pieve del Grappa, lungo il sentiero 106, conosciuto come la Direttissima, percorso molto impegnativo che porta dal santuario della Madonna del Covolo di Crespano al sacrario di Cima Grappa. L'anziano è stato rinvenuto prono a terra da alcuni escursionisti che hanno subito dato l'allarme. Non si esclude che sia stato colpito da un infarto, causato forse dalle rigide temperature. Sul posto i sanitari del SUEM 118 Pedemontana Emergenza, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e i tecnici del soccorso alpino che hanno provveduto a recuperare il corpo di Zanon e riportarlo a valle. L'86enne era molto conosciuto a Onara, dove aveva vissuto per anni con la famiglia e dove aveva gestito la sua attività di falegnameria. La sua passione per la montagna lo aveva caratterizzato da sempre e nonostante l'età non si era mai tirato indietro davanti a un'escursione, e proprio tra le sue amate montagne se n'è andato in questo 31 dicembre 2024. A Valdagno un incidente questa notte, un'auto si è rovesciata finendo contro una recinzione e ferito gravemente il conducente. Intervento stanotte da parte dei vigili del fuoco in Contraosti a Valdagno per un'auto che si è rovesciata su un fianco finendo contro la recinzione di una casa. L'autista è rimasto leggermente ferito. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'auto, mentre il conducente, venuto fuori autonomamente, è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasferito in pronto soccorso per accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. E la cronaca ci porta ancora nel Trevigiano, 2 colpi messi a segno in circa un'ora in 2 zone diverse della Marca, Istrana e Ponzano. Dei banditi sono entrati armati di pistola in 2 tabaccherie differenti, si tratterebbe di 2 bande diverse. Anna, buongiorno. Edi, buongiorno a te. Siamo proprio all'interno di una delle tabaccherie che è stata presa di mira e qui con me c'è la titolare, si chiama Irene. Ci ha appena raccontato di aver proprio visto i banditi, erano con il volto travisato e con la pistola in mano. In quel momento c'erano dei clienti, la raggiungiamo, è qui con noi, si chiama Irene e gentilmente ci ha raccontato quanto è accaduto. Che ora era? Nelle 18:30, scusi, dalle 18:30 un pochettino prima delle 7 il tutto si è risolto. Che cosa è successo? Allora sono entrati, cioè c'è stata una grande confusione per cui io al momento non avevo neanche realizzato. Quando poi ho visto meglio, ho visto questo signore che era un po' il capo dei 3, con la pistola, il braccio teso e la pistola, che intimava a tutti quanti i presenti, c'erano circa 4 persone, di stendersi a terra e informava che si trattava di una rapina. Io mi ero ritirata nel retrobottega e avevo anche chiuso la porta, però uno di questi a suono di calci e pugni cercava di abbatterla, per cui ho preferito uscire. A loro interessava i soldi, non interessava perché c'erano altri prodotti casomai, e quindi hanno fatto tutto quello che potevano fare per avere dei soldi, e quindi hanno tolto tutto quello che potevano trovare, insomma. Lei gli ha dato tutto? Lei gli ha dato tutto? No, se lo sono presi, io non è che me l'hanno chiesto, se ne sono saltati qui sopra i tavoli, hanno buttato per terra le cose, hanno rotto qualcosa, hanno asportato il cassetto con i soldi dentro, quindi si sono arrangiati e se ne sono andati velocemente in direzione della Postumia, di quella parte là, perché provenivano da Istrana. Loro, no? Mezz'ora prima avevano fatto un colpo a Istrana. Ecco, ci stavamo domandando proprio questo, se si trattasse o meno della stessa banda, quindi... Secondo i carabinieri sì, io ho anche visto le foto e per me erano gli stessi, però altro non so dirle, che parlavano perfettamente l'italiano, che erano molto sicuri di sé,
molto atletici, anche elastici nei movimenti, proprio sì. Cioè, secondo me e secondo qualcun altro si trattava di professionisti, però potrei anche sbagliare, non è che... Allora, grazie per la sua testimonianza, Edi. Noi siamo in grado di farvi ascoltare un'intervista che abbiamo raccolto proprio pochi minuti fa a Sala di Strana, nell'altra tabaccheria da cui evidentemente a questo punto provenivano i banditi, sempre 3 e con pistola alla mano. Siamo riusciti ad intervistare il farmacista che è proprio vicino della tabaccheria dove i banditi hanno sorpreso la signora Marisa e il signor Ruggero, che ancora sotto shock hanno scelto di non parlarci, però il farmacista ci ha raccontato di quanta gente fosse presente in quel momento quando loro sono arrivati all'interno dell'attività e di quanto stia diventando complesso per loro lavorare, perché si vive sempre in allerta. C'è stata una rapina qui alla tabaccheria Tosello e diciamo che fortunatamente, da quello che mi dicono le mie dottoresse, la farmacia qui era piuttosto affollata a quell'ora, quindi potremmo anche essere stati nel mirino per quello che ne so, e quindi magari hanno provato da un'altra parte perché qui c'erano troppe persone. Quindi ci sono anche... Mi è stato riferito che c'erano 2 persone solamente, e i 2 titolari, marito e moglie, e poi sono entrati appunto col viso travisato e gli hanno puntato la pistola. Hanno puntato delle armi che non hanno capito se fossero vere o false, e si sono fatti consegnare l'incasso il denaro che era nella cassa, perché penso sono fatti svuotare dentro un sacchetto di nylon comune e sono andati via. Da quello che ho capito, una persona che usciva ha intuito, ha visto che poi quelle persone che entravano erano entrate travisate, e ha buttato l'occhio nella targa e anche è riuscita a comunicare poi ai carabinieri il numero di targa, che però è di un'auto che sembra rubata, ma questo so per sentito dire, no? Non so altro. E le sue farmaciste sono sconvolte da quanto accaduto, è la prima volta, ci dicono, che succede in 40 anni qui. Diciamo che ci sono state delle farmacie vicine, qui mi sembra a Trevignano, poi a Badoere anche molto recentemente, quindi diciamo che noi siamo sempre con le orecchie belle aperte. Tra l'altro io devo dire anche che i carabinieri di Strana passano tutte le sere qui quando si fa buio, quindi fanno un passaggio, quindi c'è una certa collaborazione. Tra l'altro sono venuti anche a vedere con le telecamere se hanno registrato qualche passaggio, ma di questo non posso dire niente perché... Quindi si vive un po' in allerta? Siamo in allerta, certo, certamente. Non è maniera di finire l'anno questo, dai, speriamo che passi. Ecco, avete sentito, speriamo che passi, queste le dichiarazioni, ma poi stiamo raccogliendo anche nel nostro viaggio tra Istrana e Ponzano tanta rabbia da parte dei clienti fidati di queste tabaccherie, che sostengono i titolari da sempre e che quindi hanno espresso appunto la loro indignazione nei confronti di quanto accaduto. E di noi restituiamo la linea qui da Ponzano, ovviamente sono già state consegnate alle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza, quindi insomma si spera che si possa davvero quanto prima riuscire a raggiungere e identificare questa banda di ladri. È tutto. Grazie Danna, ovviamente anche alla tua ospite, alla testimone, alla tabaccaia, per questo intervento e questi aggiornamenti. Ci spostiamo sul sito della Tribuna.it perché è stato trovato morto in un parco a Mestre il 43enne scomparso di Mogliano. Ne avevamo dato notizia anche nei nostri telegiornali. L'uomo risultava scomparso da 2 giorni ed è stato appunto trovato privo di vita martedì mattina, quindi oggi il 31 dicembre. Sulle circostanze del decesso indaga la Questura di Venezia. Ovviamente gli aggiornamenti nelle nostre edizioni della sera, e proprio a Venezia ora andiamo con il nostro Filippo Fois. Cambiamo decisamente argomento, ne parlavamo in apertura di questa prima edizione. Dedicheremo un ampio spazio dedicato a questa giornata, il 31 dicembre, la notte di San Silvestro questa sera, e Venezia si sta preparando insomma in pompa magna questo Capodanno. Filippo, buongiorno.
Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, la vedete alle mie spalle, prendiamo la linea da Piazza San Marco, vedete l'albero di Natale, l'ingresso alla piazzetta, questo è uno dei rappresenterà uno dei fulcri, se non il fulcro principale dei festeggiamenti di questa notte, perché si festeggerà l'arrivo del 2025 con dei fuochi d'artificio che illumineranno la laguna per circa 20 minuti. Come ci si sta attrezzando? Beh, ve lo facciamo già vedere perché ci sono delle tracce già visibili di quello che accadrà questa sera. Qui naturalmente Venezia conta più di 100.000 presenze abitualmente per una ricorrenza come quella del Capodanno, di cui diverse decine di migliaia saranno qui, forse attorno alle 50.000, e vedete che è stato già recintato il Palazzo Ducale, per cui in questo momento naturalmente i varchi sono aperti perché il museo è attivo, per cui vedete anche che c'è della gente che sta facendo la fila per entrare, ma poi saranno chiusi evidentemente per impedire che la gente ci rimanga dentro. Poi proseguendo ancora in questa carrellata di Sandro Ponchio vedete anche il famoso Ponte della Paglia, che è uno dei ponti più percorsi di Venezia, perché è quello dal quale si possono scattare le fotografie al Ponte dei Sospiri. Qui sono state piazzate altre ringhiere che dividono i due sensi di marcia. Questo è uno di quei ponti in cui non sono rari gli ingorghi nel momento in cui ci sono molte persone, e sicuramente questa sera non si potrà sostare sul ponte mentre ci sono i fuochi d'artificio per i quali già li vedete. Adesso concludiamo questa carrellata andando verso il bacino di San Marco, da queste altre ringhiere che poi saranno disposte per contingentare gli ingressi in quest'area della città. Ci saranno degli steward che garantiranno il fatto che non si creino degli assembramenti pericolosi. Venezia, come detto, quindi si sta attrezzando. Naturalmente c'è anche la nuova direttiva del ministro dell'Interno Piantedosi, che ha invitato le prefetture delle maggiori città italiane a localizzare delle zone rosse in ogni città che dovranno essere presidiate in una maniera speciale. Cosa succede? Si controlla a tappeto tutti coloro che entrano dentro e si allontanano le persone per così dire indesiderate, generalmente quelle che hanno già dei precedenti penali o magari dei fogli di via. Si tratta spesso di microcriminalità, possono essere dei borseggiatori o degli spacciatori, purtroppo abbiamo entrambi. È un provvedimento che è stato appena emanato dopo e durerà fino a marzo, stasera avrà il suo battesimo, è stato emanato a livello nazionale dopo una fase di sperimentazione che si è svolta a Bologna e a Firenze. Il Comune di Venezia poi peraltro ha anche diffuso un'ordinanza, la leggo per non dire inesattezze, per quello che riguarda la vendita di alcolici. È vietata la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, naturalmente siano alcolici e superalcolici, ma anche lattine chiuse e in bottiglie di plastica tappate. È negata la somministrazione di bevande e alcolici in contenitori di vetro anche nei plateatici dei locali, e naturalmente è vietata anche l'assunzione per le strade. Io direi che da questo punto di vista poi saranno, l'ultima informazione che vogliamo darvi è che ci sarà un robusto rinforzamento delle linee di vaporetti, insomma dei mezzi di trasporto pubblici per favorire i tanti ingressi che si prevedono questa sera, non solo da parte delle decine di migliaia di persone che già occupano i tanti alberghi, bed and breakfast e affittanze turistiche della città, ma anche i cosiddetti escursionisti, come vengono chiamati qui in termine tecnico, vale a dire quelli che verranno solamente per stare stasera qui a festeggiare il Capodanno. Edi. Filippo, grazie per questi aggiornamenti. Allora tutto pronto e si attende stasera, e faremo anche poi un resoconto di come è andato questo Capodanno nel centro storico della città lagunare. Grazie ancora Filippo. E proprio da Venezia adesso ci spostiamo invece a Padova, perché il tradizionale evento di Capodanno in Prato della Valle sta apportando gli ultimi preparativi. Sarebbe tutto pronto, però anche un grande dispiegamento di forze di sicurezza. Chiara, ti vedo già collegata, buongiorno.
Sì, Edi, buongiorno a te, ai telespettatori. Siamo in Prato della Valle con il collega Federico Cibotto. Ringrazio Antonio Bressa, che è l'assessore ai grandi eventi. Come vedete, il palco per il concerto di stasera è già pronto. Assessore, sono attese 10.000 persone, ma 10.000 persone in realtà sono qui. Sì, 10.000 persone nella zona attorno al palco, quindi proprio sotto e in queste due ali che poi partono dal palco verso i lati del Prato della Valle. Però effettivamente il Prato della Valle, lo sappiamo tutti, è una delle piazze più grandi d'Europa e quindi può ospitare molte più persone anche rispetto al numero di 10.000, e quindi tutti i varchi sono in realtà presidiati, tutti i varchi di accesso di strade che arrivano verso il Prato della Valle, barriere antiterrorismo per evitare che qualsiasi mezzo non autorizzato possa entrare, e quindi poi si entra in una grande area eventi dove c'è la pista di pattinaggio, c'è il mercatino natalizio, ci sono gli stand, e avvicinandosi verso il palco si entra nell'area dove invece c'è anche proprio il conteggio per arrivare a questo numero di 10.000 persone nell'area del palco. Però effettivamente è un grande evento per grandi numeri di persone. Ecco, allora lei accennava un discorso importante che è quello della sicurezza. C'è anche una circolare del ministro dell'Interno Piantedosi dopo quanto accaduto tragicamente nel Magdeburgo. Saranno circa 200 tra poliziotti, carabinieri, la polizia locale, cioè un grande impegno anche per garantire la sicurezza di chi ci sarà qui stasera. Sì, noi raccomandiamo a tutti questa sera di arrivare in Prato senza bottiglie di vetro, oggetti contundenti, solo con voglia di divertirsi in piena serenità, perché c'è un apparato di sicurezza che abbiamo messo in campo e definito nei minimi dettagli con le forze dell'ordine in queste settimane, e che prevede appunto la presenza di 100 steward, ma altrettante persone che fanno parte dei corpi di polizia che saranno qui a presidiare l'area, a controllare appunto che nessuno entri con oggetti che possono creare delle problematiche di ordine pubblico, e fare in modo che la serata proceda assolutamente senza intoppi. L'area sarà anche videosorvegliata, quindi insomma abbiamo tutti gli elementi anche di deterrenza per far sì che le persone vengano qui a divertirsi, a brindare. Non si può portare la bottiglia da casa perché è un oggetto contundente, ma qui avremo tutti gli stand che ci permetteranno di prendere qualcosa da bere e festeggiare insieme. E poi aggiungo, se anche si dovesse alzare un po' il gomito questa sera, ci sono le navette gratuite, è Capodanno e quindi è comprensibile, che possono poi non solo portare le persone qui in Prato ma anche riaccompagnarle verso casa. Abbiamo messo proprio a disposizione un servizio per una mobilità speciale nel corso della serata. Ecco, ci saranno 4 punti da cui si può partire: i 2 parcheggi scambiatori del tram a nord e sud, poi il parcheggio di Parcheggio Bembo e del capolinea Lagrange, quindi non correrà neanche, lo ricordiamo, il tram e non ci saranno i mezzi pubblici. Direi che però un'altra cosa da aggiungere, assessore, è legata al discorso dei petardi, dei botti. Non si possono sparare qui e neanche far volare un drone. Giusto ricordarlo, perché è Capodanno, quindi è normale uscire di casa magari con qualche botto in tasca. Nell'area di Prato della Valle è vietato introdurre questo tipo di oggetti che possono esplodere, proprio per evitare che, se dovesse esplodere un petardo in mezzo alla folla, questo creerebbe quell'effetto di panico che dobbiamo assolutamente evitare. Quindi saranno controllate le persone dal personale, proprio gli steward che abbiamo messo a disposizione della serata, ma già invitiamo tutti a diffondere questa informazione di non recarsi in Prato con questo tipo di oggetti esplosivi che potranno eventualmente essere utilizzati nelle adiacenze ma non all'interno dell'area evento. Ecco, e veniamo alla festa, insomma. Sì. Sul palco ci sarà Alfa, poi arriverà anche un DJ molto noto, insomma sarà un Capodanno esplosivo contro la rovescia proprio lì anche per lei. Sì, esatto. Allora dalle 10 si parte con la musica di Radio Company, quindi riscaldiamo un po' gli animi della serata. Intorno alle 11:20 salirà sul palco Alfa per questo concerto che avrà solo l'interruzione a mezzanotte per fare un grande brindisi tutti insieme qui in Prato, e poi si riparte. Tanta musica. Alfa, devo dire che è un giovane cantante molto apprezzato, ci chiamano veramente da mezza Italia per chiedere informazioni rispetto all'evento di questa sera. Ecco che poi arriverà anche un'altra figura molto apprezzata, quella del DJ Albert Marzinotto, che tra l'altro è un DJ locale perché è originario di Venezia ma è conosciuto in tutto il mondo ormai, e ci farà divertire, ci farà ballare per entrare proprio a ritmo di musica in questo 2025 tutti insieme. Ecco, allora quindi il modo per farsi gli auguri tutti insieme. Tra l'altro ricordiamo anche rispetto per
gli animali, perché qui saranno possibili spettacoli di tipo visivo, ma ovviamente nel rispetto insomma anche dell'accessibilità e della tutela dei nostri amici animali, e proprio questo rispetto insomma è stato scelto anche da molti comuni della provincia di Padova. Allora vi lascio al servizio sulle numerose ordinanze che sono state emesse in questi giorni dei vari comuni. Io ringrazio Antonio Bressa, assessore ai grandi eventi, per la collaborazione tecnica, Federico Cibotto. Da Padova poi la linea può tornare allo studio. Qualcuno sceglie la forma dell'ordinanza, altri la campagna social, altri la raccomandazione. Il fronte dei comuni padovani è compatto nell'invitare i cittadini a fare festa con responsabilità per la sicurezza personale delle persone vulnerabili e a tutela degli amici animali. Partendo da Padova città, nessuna ordinanza specifica, ma le limitazioni antismog vietano l'uso di fuochi pirotecnici da parte dei privati. Nella cintura hanno adottato un'ordinanza specifica il comune di Cadoneghe e di Noventa Padovana. Botti e fuochi rumorosi vietati ad Abano Terme e Selvazzano Dentro, che ha imposto restrizioni dal 29 dicembre al 6 gennaio. Esortazioni ai cittadini nel rispetto del regolamento di polizia urbana arrivano dalla federazione di 10 comuni del Campo San Pierese, così come dai sindaci di Villafranca Padovana, Mestrino, Limene e Ponte San Nicolò. Sulla stessa linea i comuni di Saonara e Piazzola sul Brenta. Dalle ordinanze ai sequestri, come quello che è avvenuto a Nervesa, una zona del Montello, siamo nel Trevigiano, nei guai un 32enne che aveva acquistato illegalmente su internet e stipato in un capannone di sua proprietà dei botti illegali, circa 3,5 quintali. Un capannone situato nell'area del Montello, ma in centro abitato, una semplice struttura industriale da fuori. Dentro erano stipati 360 kg di materiale pirotecnico, 120 di polvere da sparo. A scoprire tutto questo materiale la divisione della polizia amministrativa della questura di Treviso, congiuntamente ai poliziotti del commissariato di Conegliano e al nucleo artificieri della questura di Venezia. Le indagini sono partite dall'intercettazione da parte della polizia di Stato di ingenti quantità di materiale pirotecnico acquistato su internet da un 32enne, risultato poi essere il proprietario del capannone. L'acquisto attraverso un circuito di vendita illegale. La perquisizione in casa ha permesso agli agenti di arrivare al luogo dove il materiale era nascosto. Si tratta di articoli pericolosissimi, alcuni destinati a spettacoli pirotecnici e dunque acquistabili soltanto da professionisti in possesso di apposite abilitazioni, altri confezionati artigianalmente, privi di qualsiasi omologazione e detenuti in modo promiscuo. Insomma, un mix che avrebbe davvero potuto rivelarsi esplosivo. Il materiale è stato sequestrato e messo in sicurezza dagli artificieri della questura di Venezia. Il 32enne è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente. E ora ritorniamo a Venezia, mancano poche ore allo scoccare della mezzanotte dell'anno nuovo. Il sindacato che riunisce i titolari di discoteche e sale da ballo è sceso in campo per invitare tutti a festeggiare, ma in modo sicuro e responsabile. Il servizio di Lorenzo Maier. Sta per scoccare l'ora del veglione e dell'attesa di Capodanno e come sempre per la notte di San Silvestro si moltiplicano anche per Venezia e provincia, così come per le altre città, le tante occasioni di festa, svago e divertimento. Non tutte, non sempre, sono però pensate in modo sicuro, responsabile e soprattutto rispettando le regole. Si arriva al periodo, quello diciamo più difficile e delicato dell'anno, che sono i veglioni, per cui la nostra è un'allerta sia alla sensibilizzazione dei genitori ma anche dei ragazzi, dove andranno appunto affinché queste strutture siano come le nostre da un punto di vista di sicurezza, siano insomma degli standard elevati. Porato mette tutti in guardia sui pericoli che si potrebbero incontrare a partire dalla somministrazione libera degli alcolici anche a minori. Innanzitutto sulla sicurezza, quindi le vie di fughe, i materiali, il personale addetto alla sicurezza, quindi sono tutti certificati, c'è un processo ben preciso e tutti i nostri associati seguono tutte queste regole. Mentre diciamo tutte queste feste abusive, questi rave, sono in barba a tutte le norme di pubblica sicurezza e anche tutte le normative fiscali, per cui sensibilizziamo sia i genitori ma anche le autorità competenti a vigilare sul fatto appunto che sia un capodanno dal divertimento sicuro. Free bar, quindi la consumazione praticamente una volta pagato questo pseudo biglietto d'ingresso, poi la consumazione, e non c'è nessuno che vigila appunto per la somministrazione ai minori, è una cosa estremamente particolare. Un plauso invece il presidente del sindacato lo rivolge al comune di Jesolo, anche quest'anno tra le località della notte più attenzionate della nostra provincia, per le ordinanze
in vigore da anni, anti-alcol. Abbiamo sempre lavorato in affiancamento alle forze dell'ordine, più che mai in questi momenti siamo a segnalare quelle situazioni più a rischio. Anche gli ultimi accadimenti di Treviso e quant'altro ci danno delle indicazioni in questo senso, ovvero sia in determinati periodi, poi sono l'ultimo dell'anno, Ferragosti, quelli un pochettino più caldi, determinate restrizioni diventano ormai obbligatorie un po' per tutti i comuni. Andiamo ora a Vicenza. Avevamo dato notizia qualche giorno fa che l'amministrazione si era riunita per aumentare i controlli durante queste festività proprio dopo i fatti degli atti di terrorismo in Germania e Mattemburgo. E allora dopo di questo il sindaco ha inoltre confermato anche l'ordinanza antibotti. Vediamo come si sta preparando dunque al Capodanno la città di Vicenza. Sarà un capodanno blindato quello di quest'anno anche a Vicenza. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in prefettura ha approvato una serie di misure di prevenzione da adottare a seguito in particolare dell'attentato avvenuto ai mercatini di Natale in Germania. Ripristinati dunque le protezioni dei varchi delle vie più affollate del centro con le barriere New Jersey in cemento armato, sotto particolare controllo delle forze dell'ordine i luoghi pubblici dove il comune ha organizzato i festeggiamenti. Stasera ci sarà il Capodanno in Viale Roma, Capodanno gratuito aperto a tutti i vicentini, quindi anzi l'invito a tutti è a venire in piazza. Ci sarà un Capodanno con tutte le assolute attenzioni alla sicurezza, quindi New Jersey, il posizionamento di tutte le barriere difensive anche alla luce di quello che è successo in Germania. Ci sarà una particolare presenza anche di forze dell'ordine, sarà molto seguito il Capodanno di quest'anno. Tra le misure previste e approfondite da un apposito tavolo tecnico in questura, l'intensificazione della vigilanza fino al termine del periodo festivo, come raccomandato dalle direttive impartite dal Ministero dell'Interno. Attenzione particolare ai luoghi attrattivi dal punto di vista commerciale, turistico e religioso, ma non solo. Attenzione che ci sarà l'ordinanza antibotti come gli altri anni, quindi in tutto il territorio comunale, in tutte le aree pubbliche non si potranno scoppiare razzi, botti, mortaretti, questo per due ragioni. Da un lato perché abbiamo visto quante volte in realtà chi faceva esplodere questi fuochi artificiali si faceva del male, e dall'altro perché hanno fatto danni pesantissimi agli animali domestici. Ogni anno abbiamo centinaia e centinaia di animali in città che scappano e che vanno via dalle case dalle loro case, e questo è un problema serio, quindi anche per rispetto degli animali domestici è importante che tutti abbiano responsabilità e non facciano esplodere petardi, botti e mortaretti. L'apparato di sicurezza sarà assicurato dalla sinergia tra le diverse forze di polizia, compreso quelle municipali, che vigileranno anche sulla viabilità, alla luce di quanto stabilito dal nuovo codice della strada. L'auspicio è che tutto si svolga serenamente. L'augurio è il più semplice, quello che il 2025 possa essere un anno bello, di gioia, di serenità e anche di crescita per tutti noi, per le vostre famiglie, per la nostra città. Da Vicenza a Bassano, il ponte vecchio restaurato è già stato vandalizzato. C'è la nostra Vanessa Banzato per noi insieme all'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Io mi trovo infatti, come hai appena accennato tu, assieme all'assessore di Bassano del Grappa al decoro urbano e ai lavori pubblici Andrea Viero. Perché? Perché sul ponte vecchio di Bassano, monumento nazionale, si sono verificati ancora una volta episodi di vandalismo. È stata sfregiata la balaustra posta a nord in diversi punti. Tra l'altro poco tempo fa il comune si era già attivato per sistemare la balaustra a sud, sempre oggetto di vandalismi. Assessore, tolleranza zero, basta. Sì, è chiaro che la nostra città è una città turistica, in questi giorni c'è un grandissimo flusso di persone, il ponte vecchio è super frequentato e nella confusione ovviamente c'è qualche cretino, scusate il termine, che fa questi atti vandalici. L'intento ovviamente è quello, attraverso l'uso delle telecamere, risalire il responsabile, ovviamente porre rimedio il prima possibile a questa situazione. Vogliamo ricordare che sono presenti in accesso dei punti del ponte le telecamere di videosorveglianza. Già in altre occasioni si era riusciti, grazie alle immagini, a risalire agli autori di vandalismi, o anche si erano verificati episodi anche di risse, pestaggi proprio qui sul ponte.
si era riusciti a risalire agli autori, adesso si spera di poter ripetere. Sì, nelle prossime ore ovviamente le immagini verranno verificate. Quello che chiedo ovviamente ai concittadini, a chi frequenta la nostra città, qualora dovessero verificarsi situazioni anomale, segnalarlo subito ovviamente alle forze dell'ordine. Certo è che non si può più rispettare che il nostro monumento nazionale, che è un simbolo per Bassano del Grappa ma in realtà un simbolo per l'Italia intera, venga trattato in questa maniera. Sì, ha detto bene, non è che il ponte degli Alpini sia solo il ponte di Bassano del Grappa, è patrimonio dell'umanità e quindi è chiaro che insomma bisogna averne massima cura e massimo rispetto, quindi veramente chiediamo la collaborazione da parte di tutti. E voi andrete a intensificare anche i controlli? Allora, è chiaro che in questi giorni di festa con tantissimo afflusso di persone, insomma, i controlli si fanno, le forze dell'ordine girano, la polizia locale gira per la città. Ecco Eddie, come vedi questo 31 dicembre chiedo anche a Renzo Rigon se può mostrare il ponte vecchio di Bassano, il ponte degli Alpini, il monumento nazionale è colmo di persone, tra l'altro abbiamo anche un pianista che sta rendendo davvero magica questa atmosfera di 31 dicembre di fine dell'anno. E allora da Bassano del Grappa è tutto, ti lascio alle immagini splendide della città. Grazie Vanessa, ovviamente grazie anche all'assessore, abbiamo visto insomma tutte le maggiori città della nostra regione che si stanno preparando per questa sera. Noi dopo la pubblicità invece parleremo del nuovo codice della strada, si sa l'ultimo dell'anno è una giornata, una serata in cui forse si beve a volte qualcosa di troppo, vediamo quali sono le sanzioni e cerchiamo di fare un po' di ordine con queste nuove regole, a tra poco. Eccoci tornati in diretta, lo dicevamo poco prima della pubblicità, parliamo del nuovo codice della strada, delle nuove regole, delle nuove normative, lo facciamo in compagnia di Giorgio Marcon, responsabile del... anzi ci racconti lei, di che cosa si occupa? Perché vedo anche un attrezzo piuttosto ingombrante vicino a lei. Io mi occupo di sicurezza stradale, praticamente sono responsabile tecnico delle migliori tutele, associazione a tutela dei cittadini e delle piccole e medie imprese. A tutela dei cittadini noi oggi parliamo di sicurezza stradale, si sa che l'ultimo dell'anno, il 31, è un po' una giornata in cui si festeggia, si può bere qualcosa in più, ci sono nuove regole, nuove normative sempre più stringenti. Le cito brevemente. Con un tasso alcolemico superiore ai 5 grammi di alcol per litro si viene puniti con una sanzione da 500 più o meno euro ai 2000. Superiore quindi dai 0,8 all'1,5 la multa va dagli 800 ai 3.200 per arrivare fino oltre ai 1,5 grammi per litro ai 1.500-6.000 euro. Pene sempre più stringenti, secondo lei basterà? No, allora questo è semplicemente un nuovo codice repressivo ma non potrà risolvere i problemi della sicurezza stradale, perché le strumentazioni che vengono utilizzate non sono a regola d'arte, non sono omologate e certificate per essere utilizzate, che diano una misura certa e accertabile, perché certa deve essere anche accertabile. Purtroppo ecco, la soluzione della sicurezza stradale deve essere elaborata in modo molto diverso, perché vuol dire inibire il veicolo, l'accensione di un veicolo. Il cosiddetto alcolloco non è che vada praticamente a risolvere il problema, perché è un altro etilometro che ha le stesse problematiche degli altri etilometri. Ecco, naturalmente io ho ideato il riflessometro, che è da tempo praticamente che è l'unico sistema che potrà risolvere il problema. E tra poco ci fa vedere. Intanto vedo che si è già collegato l'avvocato Fabio Capraro. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Insomma, ha sentito, abbiamo qui in studio Giorgio Marcon, con cui a volte collabora, perché parleremo anche con lei non solo di questo codice della strada ma anche di tutto l'iter burocratico che una persona nel momento in cui si dovrà trovare o si trova attualmente a far ricorso per una multa magari non ritenuta congrua, valida o comunque in qualche modo giusta, deve affrontare un grosso calvario. Innanzitutto, avvocato, questo codice della strada, Giorgio Marcon ci diceva, è repressivo ma non andrà a migliorare la sicurezza stradale, nonostante le dichiarazioni del ministro Salvini, che dice da quando è entrato in vigore, più o meno sono 16 giorni, si sono visti meno incidenti, troppo poco forse per avere già dei dati statistici. Lei cosa ne pensa? Beh, penso anch'io che sia un po' prestino per poter tirare una somma e dire qualcosa di preciso.
sono anch'io dell'idea, come il perito Marcon, che in realtà questo codice è repressivo, un po' mi ricorda le grida manzoniane, però di fatto non so, penso che andrà a creare grossi problemi che poi magari spiegheremo meglio nel corso della trasmissione. Quindi sono anch'io di quell'avviso, cioè è fortemente repressivo, ma dal punto di vista pratico io sostengo da una vita quello che conta di più per prevenire è maggiori pattuglie sulle strade per i controlli. Quello è l'unico modo per risolvere il problema, è il controllo del territorio. Ecco. Non vedo, cioè è inutile alzare le pene, dopo magari ne parliamo, pene veramente abbastanza pesanti. Parliamone, avvocato. Sì, io ho visto il codice, appunto lo sto studiando e vedo sanzioni dal punto di vista economico molto elevate, addirittura in certi casi abbastanza veramente pesanti. L'esempio classico è quello del 187, è stato tolto lo stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanza stupefacente, quindi noi siamo in balia di un test salivare che, se positivo, comporta il ritiro patente per 10 giorni e il blocco del mezzo. Ora, purtroppo, come è già emerso, mi pare, a livello nazionale, numerose medicine presentano principi attivi similari a quelli delle sostanze stupefacenti. Quindi ci saranno grossi problemi per persone che assumono non solo antidepressivi, ma anche altri prodotti di natura anti-influenzale che risulteranno positivi al test salivare, con tutte le conseguenze del caso, per esempio. Certo, ci sono già stati, adesso ci arriveremo alle conseguenze, avvocato, ci sono già stati, Giorgio, le chiedo, dei fatti nel nostro territorio di questo genere che citava l'avvocato? Sì, ce ne sono già arrivate tante informazioni, tante input praticamente. Naturalmente questi strumenti salivari, cioè il rilevatore salivare, ecco, ha dei problemi enormi, cioè perché può rilevare altre sostanze che sono camuffate come sostanze dopanti. Allora, perché? Perché non sono stati mai certificati metrologicamente questi strumenti, cioè non hanno una certificazione che può verificare che diano un dato certo ed accertabile. Allora, questa è la problematica che oggi andiamo ad affrontare, perché il codice della strada è entrato dentro così a gamba tesa senza valutare le conseguenze che ne deriveranno. E queste saranno drammatiche veramente, perché con queste strumentazioni che stanno utilizzando e che non le potrebbero utilizzare, perché sono strumentazioni non regolari. Cioè non sono, anche se il codice della strada lo dice, però qualsiasi strumento di misura deve essere prima certificato metrologicamente legale, per lo scopo che è per la salute pubblica, attività pubblica, cioè tutto quello che è sicurezza stradale, tutto quello che fa parte praticamente della vita umana deve essere certificato metrologicamente legale, cioè deve dare una certezza del risultato. Avvocato, lei ci diceva a che conseguenze si andrà incontro nel caso si dovesse trovare un quantitativo superiore di alcune sostanze nel nostro corpo. Il problema è un altro, che il test salivare ha natura qualitativa e non quantitativa, quindi il carabiniere, il poliziotto, quando ferma la persona a fronte di un test salivare positivo, non può fare altro che ritirare la patente e trasmettere il test salivare a un laboratorio. Ecco, quello che mi preoccupa è che in certi casi magari la persona che giustamente non fa uso di sostanza stupefacente potrebbe alterarsi. Ecco, invece bisogna invitare la gente a stare tranquilla, dichiarare subito che si assumono determinate sostanze e poi attendere l'esito del laboratorio tossicologico, che dovrebbe in linea di massima riuscire a distinguere la sostanza stupefacente da quella che è una sostanza medicamentale, fatta eccezione per alcune sostanze mediche che invece proprio contengono, pur a basso livello, THC delle sostanze stupefacenti. Ecco, quindi si apre un grosso problema. Il problema grosso che io e Pietro Marcon avevamo evidenziato già nel libro L'etilometro sui lati oscuri, per quanto riguardava invece, per esempio, i diabetici. I diabetici all'esame etilometrico risultano in stato di ebbrezza.
questo problema si allarga con questi test salivari. Giorgio, è così, che soluzioni? Innanzitutto ovviamente noi partiamo dal presupposto che se ci si mette alla guida non si debba bere, non si debba comunque mai andare oltre i limiti e qui insomma il codice della strada lo dice chiaro e tondo, ma anche il buon senso. Però in questo caso ci sono delle incongruenze, delle anche necessità fisiche di molte persone di far uso di determinati farmaci. Come si può far fronte a questo? E ci sono già dei ricorsi in atto, poi lo chiediamo anche all'avvocato. Ma l'unico sistema, come ho detto prima, è il riflessometro. Il riflessometro mi indica quelle che sono le mie capacità psicofisiche, come è previsto dal codice della strada. Non va a sindacare quanta droga ho in corpo, ho i requisiti per poter guidare sì o no, altrimenti lo strumento blocca l'accensione del veicolo. Oppure se durante la guida percepisco, perché uno può assumere sostanze durante la guida, il sistema monitorizza se mantengono quelle capacità psicofisiche e fa rallentare il veicolo fino a fermarsi, sicché la soluzione c'è a livello tecnico-tecnologico, solo che non la vogliono adottare, questo è il problema di fondo. Mentre lei accende questo strumento, che così magari ce lo fa vedere se riusciamo in diretta, facciamo una prova, io chiedo all'avvocato se in queste settimane, appunto ne parlavamo, ci sono già dei ricorsi in atto e soprattutto nel momento in cui si vuole fare ricorso, che iter bisogna intraprendere, ma al di là di questo l'iter poi è anche difficile nel momento in cui lei ci diceva nel caso io venga poi trovato con un tasso di con appunto queste sostanze attraverso il test salivare nel mio corpo, questo implica anche il ritiro non solo della patente ma anche il sequestro del mezzo, avvocato. Una volta che una persona si dovesse trovare, una persona che noi poniamo, facciamo un esempio, debba fare necessario uso di farmaci, da lì che cosa inizia per questa persona? Inizia un piccolo calvario, nella speranza che il soggetto sia già munito di un certificato medico e abbia fatto presente alla gente questa situazione. Ecco, c'è dopo il problema, la speranza che il laboratorio riesca a distinguere il prodotto che è un prodotto farmaceutico. Diversamente il problema si sposta in un'aula di giustizia dove bisognerà dare delle prove provate che quello che si asserisce è cosa veritiera. Il problema rimane però per i farmaci da banco. Ci sono dei farmaci da banco antistaminici e decongestionanti che purtroppo in quei casi là difficilmente uno è munito di un certificato medico e quindi là si aprono altre frontiere. Altre frontiere di che tipo? Di che tipo? Probatorio, perché bisogna riuscire a dimostrare al magistrato che non è l'esito positivo del test non deriva dall'assunzione di sostanza stupefacente, ma bensì da farmaci che hanno al loro contenuto principi attivi della stupefacente o principi attivi similari a quelli dello stupefacente. C'è da tenere presente, ecco, che per quanto riguarda i test salivari, ecco, arrivano a coprire 1, 2, 3 giorni, quindi certi farmaci o anche il classico spinello preso la domenica mi risulterà facilmente fino al martedì, mercoledì a fronte di un test salivare. È insomma una discussione che sta tenendo banco anche a livello nazionale questa in questi giorni. Si aggiungerà, avvocato, burocrazia alla burocrazia, ci sta dicendo in qualche modo? Tragicamente sì, anche perché ribadisco il carabiniere, il poliziotto non è un medico, quindi lui dovrà necessariamente ritirare la patente in quanto atto dovuto e quindi dirà poi al cittadino: guardi, dopo avrà modo di difendersi o di far valere le sue ragioni in separata sede, però intanto mi trovo senza patente e blocco il mezzo bloccato. Il mezzo potrà essere condotto da una terza persona fino all'abitazione o diversamente recuperato col carro attrezzi a spese dell'automobilista.
Giorgio, lei ha qui uno strumento, ci spieghi che cos'è e proviamo a vedere se riusciamo a metterlo in funzione. Allora, questo strumento è un volante multifunzione, praticamente ha dei sensori sul volante che praticamente si accendono, riferimento basta vedere, se io stacco la mano praticamente dal volante spengono i LED, no? Perché? Perché effettivamente questo mi controlla se io sto guidando in modo corretto, ma non solo, mi identifica anche la stanchezza alla guida, sì, che vuol dire quando io sto guidando, che la maggior parte degli incidenti accadono anche per colpo di sonno o distrazione, ecco, la mano si rilascia un po' dal volante, si stacca un po' dal volante, automaticamente scatta praticamente il meccanismo di autotutela, cioè praticamente è questa la prova anche di mantenimento dell'idoneità psicofisica. Ecco, a questo punto cosa succede? Che io ho un controllo durante la guida anche della mia capacità psicofisica, se viene meno il sistema in automatico fa rallentare il veicolo, ma non fa solo questo sistema, attraverso gli altri sistemi attuativi integrabili praticamente legge addirittura la segnaletica stradale, legge sì che automaticamente fa rallentare il veicolo in funzione a quanto la segnaletica è 50 all'ora mi fa rallentare il veicolo, cioè la sicurezza è già attiva sull'autoveicolo se uno la vuole adottare, solo che purtroppo, come ho detto, non la vogliono adottare questi sistemi perché purtroppo preferiscono piuttosto che uno sia libero di andare per strada anche di essere un criminale, perché io sono contro i criminali, perché non è che noi tuteliamo chi beve, chi si droga, chi viaggia fortemente sulla strada, noi vogliamo che chi viaggi in sicurezza, sia il guidatore ma sia anche la persona che è sulla strada che potrebbe essere vittima o anche con causa dell'incidente. Cioè, questo sistema è la prevenzione attiva, cioè io faccio un test di inibizione, cioè vuol dire se ho l'idoneità psicofisica, una volta accertata quella, l'auto si adegua a quella idoneità psicofisica. Io potrei far guidare anche le patenti dei neopatentati, anche un Ferrari, però magari più di 80 all'ora non va, perché la sua idoneità è quella. Cioè voglio dire, un sistema che è talmente trasparente in cui risolve il problema del 90% delle morti, perché oltretutto cos'è che succede? La maggior parte quando uno prende sonno va contro un platano o va dentro un fosso oppure fa un frontale con l'auto che viene dalla parte contraria. La maggior parte degli incidenti accadono per questo. Allora ecco che anche le strade dovrebbero essere adottate di loro guardrail per la tutela. Certo. Allora, sì, che voglio dire, c'è un'infinità di manchevolezze perché il nuovo codice della strada di sicurezza non ne parla un articolo, non c'è. Come ci diceva, si parla di più che altro di repressione, nel senso che sono aumentate le sanzioni. Poi dopo nel codice della strada dice l'informativa. C'è stata fatta l'informativa? Non mi pare che sia stata fatta l'informativa di come il nuovo codice va attuato, le persone che potrebbero essere vittima del nuovo codice, perché uno inconsapevolmente potrebbe essere vittima di questo nuovo codice, perché non può conoscere tutto. Facciamo fatica noi tecnici immaginarsi chi è un cittadino normale come può adeguarsi al nuovo codice. In un modo o nell'altro sarà vittima. Avvocato, come ci si può informare? Perché ovviamente quello che noi stiamo dicendo è tutelare i cittadini non solo dal punto di vista normativo ma soprattutto dal punto di vista della sicurezza. È chiaro, come dicevamo prima, che una persona deve anche dotarsi di buonsenso, non bere più del dovuto, insomma si è molto, molto convinti di questo, però di fatto, come potrebbe essere, è il motivo per cui anche vi abbiamo invitato qui oggi per esempio l'ultimo dell'anno, le cene si fanno tutte insieme, arrivano le pattuglie e trovano magari uscita dal ristorante qualcuno che ha bevuto un bicchiere di più, ed è legittima la multa se ovviamente i limiti dello stato di ebbrezza vanno oltre al consentito, ci sono delle normative, ci sono delle leggi e bisogna rispettarle. Quello che però non torna, avvocato, dicevamo, sono queste cavilli burocratici sostanzialmente che lasciano solo il cittadino, lei diceva. È una cosa tremenda la burocrazia che abbiamo. Infatti, rimanendo in tema del nostro codice della strada, per esempio è prevista anche la sospensione per breve durata, 7 giorni o 15 giorni della patente, ecco, e caricando gli organi di polizia dell'obbligo del ritiro della restituzione, compilazione di verbali, che quindi si tradurrà in pratica, e lo posso già dire, in realtà una sospensione di 15 giorni sarà una sospensione facilmente di 20-30 giorni. C'è tutta una parte burocratica
che dalla prefettura è stata scaricata sugli organi di polizia, che è una cosa abbastanza sintomatica del sistema. Poi c'è da dire una cosa, l'informazione. Tu non puoi permettere il monopattino e dopo 1 anno, 2 anni dire adesso il monopattino deve avere il casco, deve avere l'assicurazione, una targa non rimovibile, un indicatore di direzione. Ecco, tutte queste cose le devi prevedere, stabilire prima che il prodotto, che il monopattino fosse messo in uso. Adesso avremo centinaia di monopattini in mano dei ragazzini che non sono stati debitamente informati di questa situazione, e anche là so che è già avvenuto, numerose verbali sono stati elevati a questi ragazzi. Quindi prima prevedi la normativa, poi dai l'informazione e poi permetti che venga messo in vendita quel prodotto. Le biciclette elettriche, per esempio, le biciclette elettriche con la nuova legge possono essere utilizzate solo fino a 250 watt di potenza, velocità massima 30 km/h. Ora mi domando, ci sono biciclette elettriche già vendute a 300 watt, per esempio? Cioè, prima devi prevedere una normativa, e dopo metti sul mercato il prodotto. Certo. E quindi adesso Avvocato, ecco, approfitto della sua presenza perché ci è arrivata in questi minuti, mi dicono i colleghi, una chiamata proprio in redazione da parte di una signora che si dice preoccupata perché chi ha necessità di prendere dei farmaci, come dicevamo, è preoccupata per le incombenze che magari gravano sul rinnovo della patente magari imminente. Possiamo spiegare meglio questa questione dell'assunzione di alcuni tipi di farmaci? Spieghiamo magari quali, non ovviamente citando i nomi, ma magari citando alcuni principi attivi, se non le chiedo troppo, e chiarire un po' anche alle persone che ci seguono questa correlazione, questo nuovo codice, cosa prevede? Certo. Il nuovo codice, mentre il precedente legava l'assunzione di sostanza anche a una situazione di pericolo di uno stato di alterazione che quindi metteva in pericolo la circolazione stradale, oggi invece si prescinde dal rischio della circolazione stradale. In parole povere, cioè si viene a limitare il discorso dell'uso degli stupefacenti di fatto. Ecco. Quindi il problema è che chi ha fatto questo nuovo codice, che purtroppo, diciamolo qua, nasce nel mese di novembre, fatalità, ecco, non ha considerato tutte le interferenze che possono esserci con questi prodotti. Pensiamo per esempio agli antidepressivi. Gli antidepressivi, lo sanno tutti quanti, contengono, sia pure in minima parte, delle sostanze che sono collegate alla cannabis o altre sostanze stupefacenti, certo in minime quantità, perché devono dare un certo effetto. Ecco, così anche gli antidolorifici. Quindi è difficile dire adesso quali farmaci da banco possono interagire con il test salivare. Comunque sono numerosi, infatti io mi riservavo di sentire anche qualche medico legale che mi ha già dato le prime informazioni per capire di poter fare un elenco. Però il problema è di avere un certificato, perché se io prendo un prodotto da banco e dopodiché vengo fermato e vengo sottoposto al test salivare, come faccio io a provare che avevo assunto quel prodotto? Bisognerebbe che ci fosse un certificato medico. Ora noi sappiamo che i certificati medici, insomma la gente comune sa benissimo che avere un certificato medico oggi come oggi è molto difficoltoso, e poi il medico lo rilascia solo a fronte di certe patologie. Ecco. Ma per una influenza o un raffreddore uno ha voglia a sentire il medico che gli rilasci quel certificato. Quindi ecco perché dicevo, questo codice della strada andrà a creare grossi problemi. Io consiglio, se si può, avere un certificato medico, farlo presente comunque agli agenti. Mi verrebbe da dire, se prendete un farmaco prima di mettervi alla guida di questo genere, vedete di assumerlo davanti a un testimone, ecco, di modo che un domani l'avvocato porterà in aula di giustizia il parente, l'amico che era presente quando quello ha preso quel farmaco. Ecco. Oppure anche magari
tenere questi farmaci a portata di tasca o di borsa, insomma, per far vedere che magari si ha assunto quelli, non lo so, dico io. Sì, però ripeto, intanto non ci credo. Poi il poliziotto non è un medico, quindi il poliziotto quindi lui si attiene, ritira la patente e dice dopo te la giochi dopo la partita con chi di dovere, che sia il magistrato, se il laboratorio non riuscirà a identificare in maniera chiara che siamo in presenza di un farmaco. Quindi possibilmente certificati medici vanno tenuti stretti e dichiarare subito alla gente: io sto facendo una terapia e sto assumendo questo tipo di farmaco. Avvocato, molto molto interessante, ci sarà da studiare, ci sarà anche per noi da scriverne a riguardo. Grazie per essere stato con noi e averci anche aiutato a capirne di più e anche a fare un po' di ordine in questo nuovo codice della strada. Grazie anche alla presenza qui in studio di Giorgio Marcon, che ci ha portato questo volante multifunzionale che mira alla prevenzione e alla sicurezza stradale. Prevenire è meglio che curare, Giorgio. Certo. Grazie ancora. Anche perché tutelo la vita mia per salvaguardare la vita altrui. Assolutamente, grazie ancora per essere stati entrambi in nostra compagnia. Invece dal codice della strada parliamo ancora invece di sicurezza. Questa volta andiamo nel Bassanese, ladri in azione. Il giorno di Natale a San Michele il presidente del quartiere invita a segnalare sempre le anomalie. Vediamo il servizio. Non si fermano i furti in abitazione a San Michele di Bassano. I ladri hanno colpito proprio il giorno di Natale, andando a svaligiare una casa lungo la trafficata provinciale 72 e tentando di entrare in una seconda a pochi metri di distanza, senza però riuscirci. E cresce la preoccupazione della gente, come conferma il presidente del quartiere Enrico Feltrin. Un furto il giorno di Natale è una cosa un po' veramente strana, insomma di solito i furti siamo abituati a vederli nel periodo di fine ottobre, novembre, molto prima di Natale. Appunto un furto il giorno di Natale è una cosa veramente particolare, ecco. C'era quel famoso controllo del vicinato di cui San Michele era uno dei 3 quartieri che anni fa aveva fatto una sperimentazione iniziale. Sarebbe interessante, insomma, magari riattivarlo parlando con l'assessore competente, magari cercare in qualche modo di riattivarlo e comunque sensibilizzare la popolazione a segnalare assolutamente qualsiasi movimento sospetto di auto o di persone. Noi per fortuna nel nostro piccolo quartiere, insomma, siamo anche magari più facilitati. Bisogna fare una campagna di informazione in tal senso. Sicurezza e di sicurezza si parla anche in centro città a Treviso per l'ennesima rissa, questa volta davanti alla stazione dei treni, calci, pugni e colpi di spranga, una quindicina di ragazzi coinvolti. Uscivo dal garage che è esattamente qui in via Orioli e vedevo una dinamica di contrasto tra più persone che si mettevano esattamente dietro questo muretto e si lanciavano questi cassonetti che rimangono semplicemente qui in strada durante la giornata. È un tafferuglio in corso. Tra chi? Erano dei ragazzi che potevano avere tra i 15 e i 18 anni, la solita fascia d'età che oggi magari è più in voga per queste scene qui. Il bidone della spazzatura ancora in mano dopo averlo tirato più volte contro un coetaneo. Urla, schiamazzi e l'ostentazione di una violenza gratuita, secondo i testimoni, senza nessun motivo apparente. Protagonisti un gruppetto di 4-5 ragazzini che in piazza Giustignan Recanati nel tardo pomeriggio di domenica hanno cominciato a malmenarsi. E anche le forze dell'ordine sono stati vigili nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti. E li hanno controllati, io guardavo dalla terrazza di qua dove abito questo controllo che è avvenuto e poi sono andati via. Tracce di sangue ancora a terra invece all'indomani della violenta rissa tra una quindicina di ragazzi, tutti ventenni di origine pakistana, nel vialetto dei Giardinetti tra via Roma e piazzale Duca d'Aosta davanti alla stazione dei treni. Il fatto intorno alle 21. Minacce e urla probabilmente tra gruppi rivali degenerati in calci, pugni, colpi di spranga. A pagarne le conseguenze 3 ragazzi con tagli ed ematomi sul volto. Una rissa che si è trascinata fino alla stazione dei treni dove uno dei feriti ha tentato di trovare riparo dalla violenza. Intervenuto un avvocato
volante della polizia e il suo M118 chiamato da alcuni amici dei ragazzi coinvolti. Sono attualmente 4 i ventenni denunciati per rissa, esasperazione tra i commercianti della zona e i residenti dopo l'ennesima violenta rissa in centro città. C'è preoccupazione sicuramente, perché Treviso è sempre stata anche nelle classifiche di fine anno tra le più sicure in Italia, con riferimento alla sicurezza, e ad oggi al netto delle tabelle rimane in una situazione abbastanza preoccupante. È una zona che ha queste problematiche, nel senso che talvolta insomma ci sono queste bande di ragazzi, di persone insomma, che compiono questi gesti. D'altronde sì, la polizia è informata, fa spesso delle ronde, fa spesso dei passaggi, però ovviamente non è tutto, non si può prevenire tutto. Purtroppo abbiamo alcune viette attorno che sono un po' prese di mira, insomma, da gruppi non molto tranquilli di ragazzi. Intanto il ministro dell'Interno Piantedosi ha inviato una direttiva ai prefetti di tutta Italia invitandoli a individuare, come già in atto a Milano tramite ordinanze, delle zone rosse nelle città per vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti e poterne disporre così l'allontanamento. I provvedimenti in vista del Capodanno riguarderebbero stazioni ferroviarie e aeroporti, zone della movida, aree urbane e complesse dal punto di vista della sicurezza e piazze di spaccio. E per Treviso sarà all'ordine del giorno della prossima riunione in prefettura proprio il stabilire quali saranno queste zone rosse. Intanto anche a Treviso questa sera per la notte di San Silvestro imponente il cordone di sicurezza impiegato. Ora ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e subito dopo ci collegheremo con il professore Stefano Allievi, sociologo dell'Università di Padova, per ripercorrere i grandi temi che hanno caratterizzato questo 2024. A tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, l'ultima del 2024. E proprio del 2024 parliamo in compagnia del professore Stefano Allievi, che saluto. Buongiorno. Se mi sente, forse no, adesso eccolo, arriva, eccoci. Buongiorno professore, innanzitutto con lei l'abbiamo chiamata perché ci faceva piacere ripercorrere dal punto di vista sociologico di un sociologo esperto come lei. Ricordiamo, lei insegna all'Università di Padova, alla Facoltà di Scienze Sociologiche, insomma i grandi temi del 2024, dalle migrazioni, il disagio giovanile, che 2024 è stato soprattutto poi anche per la nostra regione. È stato adesso vediamo se riusciamo a ripristinare. Vediamo un secondo con la regia se riusciamo a ripristinare. Dietro da molto tempo, ma che in qualche modo. Abbiamo qualche ritardo, prego professore, mi scusi, c'è un po' di ritardo nel collegamento. Mi spiace per problemi tecnici, allora vediamo se riusciamo a articolare un piccolo ragionamento. Quello che succede è che i temi che riemergono sono vecchissimi, sono quelli delle migrazioni, di un presunto maggiore disagio giovanile, molto enfatizzato, forse persino estremizzato, e in qualche modo si mettono in secondo piano nella mediatizzazione quelli che invece sono i problemi reali, anche secondo i sondaggi, cioè la crisi economica, le difficoltà, l'inflazione, il caro vita e così via. Aggiungiamoci pure anche l'attenzione sulla sanità. Ecco, invece dal punto di vista mediatico sembra che i problemi siano quelli sostanzialmente ancora una volta dell'immigrazione e dei giovani, siccome poi è collegato, spesso si parla di ragazzi di seconda generazione, e questo un po' mi colpisce, perché sono ormai 40 anni che personalmente mi occupo di immigrazione. Le migrazioni sono un dato, non una novità, eppure c'è sempre questa percezione emergenziale, come ci fosse qualcosa di nuovo che sta accadendo e sempre qualcosa di negativo in qualche modo. Non credo che siano questi. Come mai secondo lei c'è questa percezione?
Beh, sicuramente la politica fa del suo, nel senso che se i politici fanno emergere continuamente questi temi, di questo parleranno anche i media, e i media ci aggiungono del loro. Perché? Perché devo dire, forse le televisioni in particolare si rivolgono a un pubblico che mediamente non è giovane e non è immigrato e che è molto sensibile alle paure, fondamentalmente. Di questo si preoccupa, e le paure veicolate dalla politica sono queste. Per cui i media fanno un po' da megafono da questo punto di vista. Almeno questa è una lettura che faccio anche da ex giornalista, quindi non solo da osservatore esterno. Capisco le dinamiche. Assolutamente, ma quello di cui parlava, a me il pensiero è andato subito alla campagna elettorale di Trump. Tra pochissimi giorni ci sarà l'insediamento. Che cosa ci aspetta? Che riflessi ci saranno? Una campagna elettorale poi fatta anche molto sulla puntualizzazione del diverso da noi, se così si può dire. Sì e no, perché poi anche i MAGA, Make America Great Again, poi discutono su quanti nuovi permessi far arrivare, perché ne hanno bisogno in realtà. C'è sempre questa ambivalenza. Individuare l'immigrazione come un target, come qualcosa di negativo per acquisire i voti, e poi dire che in realtà ne abbiamo bisogno, ma lo sapevamo anche prima delle elezioni, e quindi non limitare gli arrivi, fare qualche, diciamo, espulsione spettacolarizzata per accontentare l'elettorato, ma poi in realtà non affrontare veramente il problema in quei termini lì. E per fortuna, aggiungo, perché quando si parla di immigrazione si parla sempre solo di immigrazione. Ormai le migrazioni vanno nei due sensi. In molti paesi europei, tra cui il nostro, tendono a equilibrarsi le entrate e le uscite, e delle seconde non si parla mai. Non si parla mai del contributo rispetto al lavoro, alla previdenza, alle tasse, eccetera, eccetera. Si individua un problema che è collegato tra l'altro a quello delle seconde generazioni. Appunto, parliamo un po' di seconde generazioni, professore. Come diceva lei, da giornalisti ci occupiamo ormai anche qui nella zona di Treviso, nell'Interland, di queste risse tra ragazzi giovani, al più anche giovanissimi, che si scontrano anche con molta violenza. Per noi sono notizie, di fatto è il sintomo di una società che sta cambiando, o che forse non riescono questi ragazzi a trovare una giusta integrazione. Ci riesce a spiegare che cosa sta succedendo? Non è facilissimo farlo in due parole, ma ci provo. Uno, una quota di integrazione minore tra persone arrivate da poco è un'ovvietà, cioè noi dovremmo lavorare sull'integrazione, cosa che non facciamo, non spendiamo quasi nulla su questo, neanche su quello dei nuovi arrivati, cioè delle prime generazioni. Abbiamo addirittura abolito il rimborso per i costi d'italiano, che è la prima cosa che dovremmo favorire invece per favorire l'integrazione. Cioè noi diciamo che li vogliamo integrare e non lo facciamo, ma in realtà il problema è ancora più largo. Provo a dirne una: per esempio il tasso di povertà nelle famiglie straniere è 6 volte tanto il tasso di povertà tra le famiglie italiane. Vogliamo dire che questo non c'entra nulla con la situazione? Non è per parlare d'altro, è perché i problemi sono complessi, cioè vanno affrontati evidenziando tutte le situazioni. Se il tasso di la scuola, scolastici, è molto più alto in una categoria che in un'altra, c'è un problema. C'è un problema che riguarda anche la scuola stessa. Infine, so che è sgradevole dirlo, tanto più alla fine dell'anno siamo pronti a festeggiare, ma c'è un problema che riguarda noi. Cioè, l'integrazione è come un matrimonio, funziona se la vogliono tutte e due in partner. Allora, noi spesso enfatizziamo il fatto che siano gli immigrati che non la vogliono. Io chiederei anche a noi stessi, agli autoctoni che stanno guardando questa trasmissione, ma noi la vogliamo, voi la volete, o fate di tutto per rimarcare la differenza tra noi e loro?
E forse un piccolo ragionamento anche su questo dovremmo farlo, perché la differenza è nei fatti, molto banalmente. Ci sono ragazzi che sono compagni di banco, ma alcuni sono cittadini italiani e le altre no, eppure sono nati tutte e due in Italia. Vogliamo dire che questo non conta niente su come uno si sente accolto, integrato, eccetera. Possiamo ripetercelo, ma non so se è vero. Senta professore, innanzitutto grazie per questo punto di vista e questa riflessione che stiamo facendo. Mi collego a quello che stava dicendo anche per parlare con lei di carceri, perché ovviamente i temi sono strettamente correlati in molti casi tra quello che diceva lei e anche le tematiche, le problematiche relative alle carceri nel nostro Paese. Ma a me colpisce sempre questo, che il tasso di recidiva nel nostro paese è circa il 70%, cioè un'enormità. Le persone che commettono reati e finiscono in carcere ricommettono quei reati. Allora la prima cosa che mi verrebbe da pensare forse non è la soluzione migliore o non è fatta bene. Molto banalmente, se noi avessimo il 70% di bocciati nella scuola, noi diremmo c'è qualcosa nella scuola che non funziona. Se noi avessimo un'azienda, producessimo un prodotto qualsiasi e avessimo il 70% di scarti, diremmo questa azienda non può reggere, non può funzionare. Sulla giustizia noi abbiamo quest'idea che invece più carcere fa sempre bene. Per cui continuiamo a inventare nuovi reati che prevedono una pena carceraria, sapendo però che in realtà, facciamo finta di saperlo, di questa cosa non si parla mai, che la recidiva è elevatissima. Per cui forse qualche problema c'è in come sono impostate le carceri, nelle mancate occasioni di lavoro, di rieducazione, eccetera, nel sovraffollamento, nel mischiare persone che hanno commesso reati molto lievi insieme ad altre che hanno commesso reati molto pesanti. Ci sono stati anche ci sono stati anche il carcere produce. Mi scusi, è sempre il solito ritardo del collegamento, mi scusi, continui pure. Dicevo che qualche volta il carcere produce ulteriore criminalità e questo dovrebbe farci riflettere. Ci sono degli esempi virtuosi anche a livello europeo di funzionamento del sistema penale che secondo lei magari è un esempio, può diventare un esempio per il nostro Paese? Ci sono esempi molto migliori, nessuno è perfetto in realtà, però ci sono paesi dove il tasso di numero di carcerati è molto inferiore, dove molti tipi di reati sono penalizzati, nel senso che ci sono pene alternative, cioè la pena non è necessariamente il carcere, ci sono le comunità, ci sono gli arresti domiciliari, ci sono tante altre cose e anche qua ci sono percorsi di rieducazione attivi, alcuni fatti fuori dal carcere, non necessariamente dentro, e su questo bisogna lavorare molto, anche la percentuale di persone che mandiamo in carcere. Noi stiamo appunto ribadendo continuamente l'idea che il carcere va bene. Quante volte abbiamo sentito dire chiudiamoli dentro e buttare via la chiave come se fosse una soluzione? Non lo è una soluzione. In molti casi. Prego. Volevo solo chiederle, abbiamo solo 3 minuti prima della chiusura, è molto chiaro il suo ragionamento. Quello che volevo chiederle era che prospettive ci aspettano per il 2025 alla luce di come siamo arrivati alla fine del 2024, a livello sociale, di società, a livello politico. Allora io mi aspetto 2 cose senza fare profeta, però uno, che ci sia una maggiore consapevolezza che sta emergendo, e forse i media qui potrebbero aiutare un po' di più, su quali sono i veri problemi, i problemi reali di questo Paese in termini per esempio di demografia. Si comincia a parlarne da un paio d'anni in maniera significativa, questo è forse il problema più grosso che abbiamo. Ricordo solo che è dagli anni 90 che abbiamo più morti che nati, cioè abbiamo messo un quarto di secolo solo ad accorgerci dell'esistenza del problema. E poi problemi legati all'economia, alla sanità, all'istruzione, che secondo me continua a essere la vera nascosta
emergenza di questo paese. Noi abbiamo la metà dei laureati della media europea e il doppio degli analfabeti funzionali. Io, fossi un politico, mi metterei un post-it con questi dati insieme a quelli demografici sulla scrivania e ogni mattina comincerei a fare una riflessione su cosa posso fare su questo, perché è davvero un grosso problema. Guardate, quello dell'analfabetismo funzionale non se ne parla volentieri, perché parliamo dei nostri vicini, di noi e di noi stessi. La media europea è il 15%. Un analfabeta funzionale non è uno che non sa leggere e scrivere, è uno che non capisce la differenza tra una notizia vera e una falsa, non riesce a cogliere il significato. Bene, questa percentuale in Italia è il 30%, il che vuol dire che una persona su 3 che incontriamo per strada è un analfabeta funzionale. Ecco, queste sarebbero le vere emergenze. Dopodiché ci sono anche le questioni internazionali di cui tradizionalmente nel nostro paese si parla molto poco, ma dall'Ucraina a Gaza, e ce ne sono molte altre in corso. Secondo me dovremo affrontare le conseguenze di alcuni drammi di cui siamo consapevoli, soprattutto rispetto al secondo. Noi abbiamo un'abitudine a 2 pesi, 2 misure, mettiamola così, che secondo me è molto pericolosa, perché ci sta isolando dal mondo. Noi siamo abituati a pensare che noi agli Stati Uniti siamo il centro del mondo. Su alcune questioni, incluse alcune questioni internazionali, la nostra doppia verità, per cui a qualcuno si giustifica tutto, e faccio i nomi, Israele, e si perdona tutto, ad altri no. Ed è evidente, è così plateale che è come se mandassimo un messaggio che noi predichiamo bene e razzoliamo male. A questo punto anche gli altri non si fidano più di noi. Ora, gli altri sono la parte crescente del mondo, noi siamo ancora potenti economicamente e altro, ma siamo in calo demografico, stiamo diventando sempre più un pezzo del mondo, neanche il principale. Professore, interessantissimo, torneremo magari con i primi mesi dell'anno a riparlare un po' anche in vista della politica internazionale, se ci saranno degli sviluppi, anche con l'elezione, anzi con l'insediamento del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e poi vedremo insomma come inizierà questo 2025. Grazie intanto per essere stato in nostra compagnia, aver fatto un po' il sunto dei grandi temi di questo 2024, ovviamente per la sua analisi dal punto di vista sociologico. Grazie mille, professore. Grazie a voi. E con questo si chiude questa prima edizione, l'ultima puntata dell'anno. Ci rivediamo ovviamente subito dopo la festa del primo e grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie per averci seguito fino a qui. Appuntamento dopo con il meteo, il consueto film, ma ovviamente con le edizioni serali dei nostri telegiornali. A tutti una buona fine. Grazie di ancora, arrivederci.